Maestro, ancora una cosa, riguardo questo aspetto attoriale, c'è stato qualche maestro, qualche regista che agli inizi di carriera, diciamo, l'ha aiutata a maturare, a tirare fuori magari quel qualcosa che lei vede anche a volte i giovani hanno questa timidezza, sia a livello corporeo che anche magari a livello emotivo. E quindi credo sarebbe utile magari che lei ci desse qualche consiglio a questo proposito, grazie. Ci sono sicuramente persone che sono state chiave nella mia storia di attore e sono le persone che ricordo malvolentieri e che infatti non voglio neanche nominare, ma alcuni registi che mi hanno veramente massacrato. E ricordo uno in particolare, permettimi di non nominarlo, che il primo giorno mi guardò alla prima prova, era un'opera lirica, Fanciulla del West, è un regista famoso per questi tipi di atteggiamento, e mi disse: tu con quella faccia lì cosa vuoi fare? E questo fu l'esordio. Con quella faccia lì da buono cosa vuoi fare? E mi massacrò, cioè non mi diceva cosa dovevo fare, e qualunque cosa io facessi era sbagliata e lui mi gridava addosso. E mi ha violentato, mi ha portato a piangere, mi ha portato a desiderare di scappare. Però mi ha fatto reagire. Però ho combattuto, devo dire. Dopo, chi più di tutti mi ha insegnato l'arte attoriale è una persona che non è considerato un grande regista d'opera, ma da me sì, Gino Landi. Che ho incontrato in tantissime operette, perché sono stato il suo attore e cantante per moltissimi anni. E lui invece con estrema dolcezza, ma estrema attenzione e precisione mi ha insegnato una cosa che è importante e fondamentale nel testo recitato: il tempo di recitazione, il tempo scenico, sapere esattamente come dire la frase, con che velocità, prendere le pause giuste, sapere dove accelerare e dove rallentare, come gestire il personaggio. E questo è stato fondamentale per me. La ringrazio molto, maestro. Ancora una cosa, a livello appunto di disciplina, per diventare un artista lirico serio, preparato, dal punto di vista sia tecnico, quindi vocale, ma attoriale, e quindi un artista completo, quanta disciplina ci vuole? Domanda molto difficile. Io sostengo una cosa un pochino diversa, ma non è un pochino diversa, forse è tanto diversa. Per essere un buon artista completo, bisogna essere una buona persona completa. So che questa cosa può essere facilmente contraddetta, perché ci sono alcuni grandi interpreti che come persone sono assolutamente detestabili, perché per una magia particolare che non saprei spiegare, a volte il buon Dio elargisce dei doni incredibili a persone che non se lo meritano proprio e che passano la vita senza curarsi minimamente di meritarsi questo dono. Io credo e ritengo che se una persona è ricca dentro, è profonda dentro, questo qualcosa lo comunica inevitabilmente attraverso la sua voce, attraverso la sua esperienza di artista. E quindi io, mi sembra chiaro, pongo l'accento su questo versante qui e insegno questo. Quindi se insegno professionalità e dico fai così, fai cosà, metti la voce in quel modo lì, respira in quel modo, usa questo artificio, usa quest'altro, è vero che faccio questo. Se dico ai ragazzi sempre vivete una vita comunque professionale ed equilibrata, quindi niente stravizi, state attenti, cercate di capire cosa vi fa bene e cosa vi fa male, perché ognuno di noi ha dei cibi che se li prende prima di cantare ha delle conseguenze negative o dei cibi che danno delle conseguenze positive e uno non può vivere facendo questo mestiere senza sapere che conseguenze hanno i cibi, le bevande, il dormire bene, il dormire male, il viaggiare e non viaggiare. Ognuno deve sapere conoscersi, cercare di conoscersi, quindi questo è sicuramente importante. Però dico soprattutto siate persone vere, perché
sarete persone felici e sarete artisti completi. Quindi ho ovviamente un'immagine assolutamente etica della nostra professione. Per me l'artista è una persona chiamata da una vocazione misteriosa ad essere artista, di questa chiamata è responsabile, deve rispondere in un certo modo, con entusiasmo e passione, dandosi completamente. Maestro, io la ringrazio moltissimo, ci ha detto delle cose veramente stupende e quindi saluti a tutti gli amici del web e anche dal maestro. Arrivederci, alla prossima.